corsa immediatamente. Grazie. Gara finale con la mano alzata e saluto. Chiude terzo, ottimo podio per Max. Florian Merckx quarto, vedremo se il pilota belga avrà qualche diciamo nervosismo da presentare, anche come sembra un sorpasso nei limiti del regolamento, sicuramente deciso, ma nulla di particolarmente eccessivo per quanto riguarda il campo. Questo ovviamente è la mia lettura, poi saranno i commissari della direzione gara valutare. Al quinto posto con Sterling Coster è sesto, mentre c'è il Vezzone che sta transitando vittorioso nella serie all'interno di questo finale mondiale. Vince la classe M con Martin Nelson in seconda posizione, anche in questo caso si va a replicare la posizione di campionato. Siamo solo all'inizio dello spettacolo. Vi dico già che, concluso il capitolo delle TDF, passeremo alle attività racing con le Gran Turismo. Tra poco andremo a vedere un po' di modelli impegnati nelle competizioni GT, altri che lo saranno, quindi sarà un altro momento di spettacolo. Liberiamo il rettifilo di partenza per restare in tabella di marcia. Il capitolo TDF speriamo l'abbiate apprezzato. Il prossimo capitolo sarà di nuovo qui sotto la tribuna per parlare di vetture racing e si comincerà con le GT. Poi lo sapete, ci sarà, avete visto i protagonisti, l'omaggio a voi da parte di tutto lo squadrone F1. Quindi per il momento voltiamo pagina e ci ritroviamo tra poco sempre qui con voi, già ringraziandovi, e non sappiamo come farlo per rendervelo tutto con questo affetto che ci date. Grazie.
arrivato, approfitto perché lui è già a piedi qui a aspettare i colleghi, Davide Rigon, Italia! Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, buongiorno. Che entusiasmo! Intanto io vado in ordine di apparizione, il tempo di levarsi, casco sotto casco, ha fatto anche la telecronaca, Jimmy Bruni! Bellissimo, che bello, siete veramente grandi, siete la forza nostra, continuate così che cercheremo insieme di dare grandi emozioni con questa nuova arrivata, questa nuova bella. Questa è la nuova 488, la vedete confrontata tra le vetture di successo precedenti, attuali, le 458 e poi c'è la nuova belga pronta alle competizioni. Abbiamo un grande squadrone. Il saluto per James Calado. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, bravo, ci piace sentirlo. Ora l'italiano con dubbi che sia tale perché arriva qui a salutarvi Giancarlo Fisichella. Grazie, forza Ferrari. Vabbè, un altro italiano di Monaco, Monsieur Beretta, no, Beretta niente, Beretta e basta, Oliviero Beretta, Olivier Beretta! Ciao a tutti, è sempre bello di essere lì, grazie a voi, bella giornata, sempre divertendo di girare in Corda Rossa, sogno da bambino realizzato, grazie a voi. Non sei in castigo per aver fatto male la telecronaca, arrivo. Pilota anche lui ufficiale, Jimmy Ferrari, Andrea Bertolini! C'è sempre un più per affrontare le nostre sfide, grazie. È la foto ufficiale, c'è Antonello Coletta, mi evito il microfono perché lo odia, lui pensa ai fatti, lo odia un po', anzi tanto, ha chiamato Ferrari, ma due parole al volo te ne stampo, poi mi lascia la foto. È bellissimo come sempre, tantissima gente, tanta passione e speriamo bene, fra 2 settimane abbiamo l'ultima gara del campionato e speriamo di conquistare. C'è il gran finale del campionato WEC con la Ferrari che lotta per difendere il titolo costruttori e il vostro entusiasmo qual è? Chi la carica? Perché anche queste sono le emozioni Ferrari, quelle della scuderia in tuo numero ovviamente, ma anche tutte le altre attività. Avete partecipato con un entusiasmo incredibile anche alle 2 finalissime del Ferrari Challenge e ora grazie per il supporto del tifo anche relativamente alle attività del campionato World Endurance e tutti gli altri campionati che vedono il Dipartimento GT. Attenzione, pronti allo show?
semplici. Si avvicina il team Ferrari alle vetture che stanno nel frattempo completando il giro di raffreddamento, ricordo per le Formula 1 necessarie anche a raffreddare l'impianto frenante e ridare aria alle prese d'aria dei radiatori, mentre lo show si sta portando sul rettilineo per l'arrivo in Brate. Qui un nostro applauso ragazzi che saluta i piloti titolari. Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Esteban Gutierrez, Marco Gelini. Tifosi Ferrari, ci siamo di nuovo con voi e questa volta di nuovo con tutta la nostra forza. Formula 1 sta arrivando ad accogliere le vetture, anche la squadra sta arrivando. Maurizio arriva bene, anzi Maurizio e basta, il team principal lo andremo a trovare, ma andiamo a cogliere ancora una volta con l'entusiasmo a cui ci avete abituato i piloti. Iniziamo da questo lato, iniziamo di qui, ma passeggeremo, verremo a salutarvi anche un po' là in fondo, in modo da accontentare tutta la tribuna. Sebastian ancora col casco dopo questo suo primo mini Gran Premio, che è una specialità delle finali mondiali, ma queste sono per lui le prime. Verrà allestita da questa parte una foto, noi con i piloti verremo a passeggiare dalle vostre parti e a camminare sotto la tribuna. Vediamo se siete pronti ad accoglierci, perché stiamo per avviare una passeggiata che davvero meritate. Vado anche a recuperare Maurizio, se ci accompagni in questa passeggiata andremo con lui e tutto lo squadrone, attendiamo che i piloti siano pronti, verremo a salutarvi fin dove possiamo, fino là in fondo, perché lo meritate tutti. Sebastian è pronto? Sì, Sebastian è pronto. Kimi c'è? Sì, c'è Esteban. Marchi dov'è? Iniziamo tutti insieme ragazzi, andiamo a camminare verso anche l'altro lato della tribuna, perché si meritano tutti l'applauso. Stiamo venendo verso di voi per l'applauso meritato, ma ci vediamo da avvicinare anche. Vediamo da questa parte. Abbiamo l'erba anche che è asciutta e ci può accogliere. Vieni, Kimi. Sarà dura quei cappellini, perché qui il lancio è lungo. Bravo però! Difficile ma ottimo colpo. Ci prova Sam, lui salta, lui si prende un po' di vantaggio, vediamo se è la mossa giusta. Quasi. Vediamo Kimi, Sam, andiamo a camminare anche un po' in là, in modo da accontentare anche il resto della tribuna. Il lancio è tutto tranne che facile, noi ci stiamo provando. Let's go toward their solid goals, ci sono sul piano tifosi. Andiamo, dov'è Maurizio? Se anche lui ci accompagna, abbiamo bisogno della guida come sempre. Andiamo da questa parte che dice il Ferrari, questi tifosi meritano e andiamo a salutarli tutti, lo facciamo anche dal lato del paddock, salutando quelle che sono le terrazze e quella che è la tribuna. Facciamo un po' l'appello, come siete messi scuderia per la entrata? E i piloti qui chiedono entusiasmo, gliela diamo la risposta? Forza! Ok. Ogni tanto verifichiamo. Io vado a pescare anche qualcuno degli altri protagonisti. Eric Prino, dove sei? Perché abbiamo dei piloti anche del challenge. Vieni. Voi state pronti visto che siete già belli carichi? Perché vi riporto qui il campione del mondo di Coppa Shell del challenge, Eric Prinot. Dunque grazie al pubblico che mi ha seguito, è stato un campionato eccezionale, ma soprattutto una finale mondiale eccezionale che mi ha premiato
da qualche sfortuna, diciamo, che ho avuto durante il campionato. È sempre bellissimo qui a Mugello, grazie a questo pubblico fantastico, me lo godo tutte le volte che vengo qui. Grazie pubblico e grazie davvero, non abbiamo finito, siamo ancora poi per ringraziarvi. Il tempo, guardate chi vi porto. Vediamo se è in grado di parlare perché sta invecchiando. Vi ricordate? No, è fermo nel tempo, scherzavo. Vi ricordate un signore che si chiama René Arnoux? Se vi ricordate, fatelo sentire, è contento. Ah, ok, ve lo ricordate. Ecco qui. Allora, emozioni, allora sono una Ferrari che sono sempre più giovani. E poi ho il piacere qui di vedere di essere con tutti i tifosi, un bel ricordo delle mie anni Ferrari. Guido la XXK che è una macchina eccezionale e mi diverte ancora tanto alla mia età. Grazie a tutti di essere dietro la Ferrari perché la Ferrari è unica al mondo. Grande Ferrari, grande grandi voi! Allora, scuderia Ferrari Club, Potenza Picena, io quello che riesco provo a leggere, vediamo di ringraziarvi tutti il più possibile. Abbiamo tanti segni d'affetto in tribuna con tanti striscioni. Abbiamo scuderia Ferrari Club, Lombardia, Emilia Romagna, Bologna, ci siete? Castelletto presente, facciamo l'appello? Applauso e parte dalla pista e sale di qui e di lì, perché lo meritate tutti. Grazie, l'applauso di Ferro, di Tini, di Marte, di Este, di Maurizio, di tutto il vostro management, dalla disciplina a tutti gli altri. Grazie davvero e forza Ferrari sempre! 60 millisecondi e della FX6, questo per quanto riguarda le caratteristiche della FX6, la 599 è vettura viene sviluppata dal modello stradale con soprattutto una grande attenzione alla fluidodinamica interna e alla parte sotto la vettura. Presenta un grande profilo, dicevo, con un materiale poroso permeabile all'aria, una ventola posizionata nel bagagliaio posteriore a spiralaria, facendolo fuoriuscire dall'effetto. Questo flusso crea una sorta di effetto ventoso, un po' quello che si verificò in Formula 1 negli anni 70 con la Brabham dotata di ventilatore, quindi maggior effetto suolo, chiamiamolo così, maggiore downforce, maggiore grip con tutta la vettura della parte inferiore. Questo è l'Active Flow System, che è una caratteristica principalmente della 599. Questo, diciamo, concentrato in tecnologia meccanica, aerodinamica e fluidodinamica abbinato anche all'elettronica di primissimo ordine, fra le tante novità inserite sulla 599 ricordiamo anche il Virtual Race Engineer, una sorta di ingegnere elettronico che affianca il pilota nel suo utilizzare la vettura in pista e la possibilità tramite il concorso su qual è il livello di sfruttamento della vettura, quindi una sorta di giudice implacabile che ci comunica con dei parametri grafici, ripeto, in un cruscotto dedicato a questo obiettivo, se stiamo sfruttando la vettura al 100%, sfruttando poco la vettura
noi siamo sotto al limite dinamico della vettura stessa. Si abbassa e si alza dinamicamente che va a cambiare di posizione sulla rettilinea e rialzandosi dei curvoni veloci e delle curve più lente per dare maggiore downforce alla vettura. Si piegano in base alla velocità, in base a le curve, si abbassa, si alza. A 7 marce, le sospensioni, come dicevo, le anteriori sono a triangoli sovrapposti dei veri e propri quadrilateri deformabili e il posteriore ha un sofisticatissimo multilink, questo per dare sempre il miglior appoggio. I P0 slick, gli anteriori sono dei 285.
Sì, sì. Grazie. Grazie signore. Faccio un cane, ma di notte, però. Quanto hai? Io ho già 750. 600. Ah, 750.